Siamo senza lavoro, senza soldi, senza niente dal 2012 che chiamano a 5, ne chiamano 6, ne chiamano 7, oppure chiamano delle cooperative, il multiservizi oppure altre, e a noi non ci chiamano. Da quanto non lavora lei? Dal 2013. Ho finito a luglio e siamo tutti in mezzo a una strada, senza lavoro. A me noi chiediamo di rimetterci al lavoro, un giorno o l'altro. Non dico anche 3 mesi, a turno, facci fare un 3 mesi per uno. Come si fa, signora? Come vive? Come viviamo? Alla giornata, perché ho solo mio marito che lavora, una casa, tutte le bollette da pagare e ora siamo rimasti con le spalle alle pareti. Sono le parole accorate di alcuni dei circa 400 ausiliari storici a contratto a tempo determinato della provincia di Agrigento che stamane hanno protestato dinanzi alla sede dell'azienda sanitaria di Agrigento per sollecitare una copertura contrattuale e garantirsi un'occupazione per il nuovo anno. Hanno chiesto un incontro col dirigente generale Salvatore Ficarra, a cui hanno illustrato la tragica situazione che si trascina da tempo e in cui vivono, che non garantisce tranquillità ai portantini che saltuariamente hanno ricevuto incarichi dall'azienda stessa. La protesta è che poi Pabbiano, tramite leggi che hanno fatto a suo favore l'ASPI, hanno fatto entrare cooperative esterne e man mano con le leggi sotto rifugi ci hanno buttato fuori. Ma voi avevate un contratto con l'ASP? Sì, contratti a termine, contratti di 6 mesi, contratti di un anno che a noi ci facevano comodo che poi tramite la disoccupazione ci facciamo vivere. Però ora ci troviamo fuori e non possiamo fare più niente.